Venerdì 9 agosto nel porto di Albarella si è svolto uno storico incontro tra le due storiche imbarcazioni di Golletta Verde, la Cattolica e l'Oloferne. Questo evento ha segnato una tappa importante della 38esima edizione di Golletta Verde di Legambiente, in corso nel parco del Delta del Po. Ascoltiamo le parole del comandante Marco Tibiletti, al timone della Golletta Verde Oloferne, che ha espresso con emozione e orgoglio la sua gratitudine per i 15 anni di navigazione su questa barca storica. C'è un'emozione che è anche quella di un minimo di orgoglio, perché c'è la soddisfazione di vedere che il tentativo, l'ostinazione di non lasciare andare a rottamare questa meraviglia di barca ha vinto, grazie a una rete che è veramente stata una rete fantastica, perché poi con l'impegno abbiamo messo insieme tante realtà e tante persone che ci hanno creduto e che sono praticamente rappresentate tutte qua. E questo ha permesso di salvare diciamo, qualcosa che negli ultimi 90 anni, perché questa barca ha più di 90 anni, ha rappresentato insieme all'altra un po' più giovane, ma che davanti a lei è leggermente più giovane, due barche che rappresentano un momento di storia del nostro patrimonio culturale, del nostro patrimonio marittimo, del nostro patrimonio materiale, della cultura marinaresca di questo paese. E sono due barche che la rappresentano perché sono due barche che hanno dato da mangiare a delle famiglie, sono due barche che hanno navigato con a bordo persone che lavoravano, che si sfiancavano di lavoro e che hanno portato il pane a casa, e questo è qualcosa che quando si sale sulle coperte di queste barche si sente, qualcosa che ti aiuta a amarle ancora di più e a navigare con un'emozione particolare. Cosa dire d'altro? Oltre a un grazie a tutti, rinnovo il grazie a tutte le persone di Legambiente che in questi anni mi sono state vicine, che ho saputo apprezzare, con le quali abbiamo lavorato, ci siamo divertiti, abbiamo passato dei bellissimi momenti. I miei equipaggi in questo momento, non so dov'è quello attuale, qua vicino a me, equipaggi fantastici. Queste barche continueranno la loro storia, ognuna con le sue caratteristiche, e spero che abbiano ancora la possibilità di solcare i mari a lungo per rappresentare quello che hanno rappresentato finora.